Novecento ci fa da Fantatì, dove è più facile arredare, illuminare e rallegrare casa e giardini. Assortimento, servizi, consulenza. Melissa a partire da 8 euro. Mariposa con pasta, recchiari di gusto. Anche Giuliano. Strada statale 128, direzione Filordi. Cordialità, convenienza e risparmio al vostro servizio. Meglio un'auto Giuliano. Siamo con il presidente della fiera Gianni Bigio. Che fiera ha trovato, presidente? Questo è il suo primo anno. Innanzitutto quest'anno ci sono parecchie novità. La prima è che non abbiamo spazi vuoti, la seconda è che abbiamo raggiunto il record di espositori con 2000 aziende e 1000 espositori, 100 in più dell'anno scorso, tante in più degli anni precedenti. L'altra novità riguarda la presenza significativa degli artigiani dopo 10 anni, senza diciamo un sostegno pubblico fatto attraverso l'impegno delle categorie artigiane con le quali anche in futuro pensiamo di collaborare. La presenza dell'ANCI dei comuni sardi è importantissima, anche con loro pensiamo di collaborare per il futuro. E tutto va bene, le presenze sono confermate più o meno quelle dell'anno scorso, c'è qualche lieve miglioramento anche nelle presenze, però per questi primi 3 giorni ancora non possiamo, diciamo il trend è positivo, poi vedremo. Tra le novità anche il padiglione che ci ospita, il visual show, quindi in fiera finalmente la comunicazione, riunite quindi le varie emittenti, testate giornalistiche. Questa è una novità voluta da lei, perché è importante? Ah sì, il visual show, bellissimo, è importantissimo, un successo enorme, come un successo enorme è stato anche la presenza dell'esercito italiano che attrae moltissimi giovani, soprattutto sia l'una che l'altra iniziativa, che sono anche molto vicine come ubicazione, attraggono il mondo dei giovani per l'offerta che presentano. Al visual show poi sono legate delle manifestazioni molto vicine ai giovani, quella come l'elezione di Miss Italia, come la trasmissione 100, la Pola che continua a trasmettere da questa fiera, che sta diventando sempre più un punto di riferimento non soltanto nel periodo fieristico ma durante tutto l'anno. Insomma, pensiamo che questa fiera, pochi lo sanno, ma è frequentata per 220 giorni all'anno, o per un convegno, o per una manifestazione, o per uno spettacolo, o per una mostra, o per una fiera. Quindi una fiera internazionale della Sardegna. Quali saranno poi gli scenari che si apriranno nei prossimi anni? Noi abbiamo appena iniziato a lavorare, in qualche modo sicuramente l'edizione della fiera di quest'anno comincia a essere influenzata dalla presenza del nuovo Consiglio di amministrazione, però abbiamo ancora tanto da lavorare. Le idee non ci mancano, l'apertura verso il mare, l'apertura verso il Mediterraneo, l'apertura verso il turismo, non vorrei neanche trascurare l'impegno della Regione Sarda, importantissimo e determinante, col TTI, che è una presentazione dell'offerta turistica della nostra isola che si svolgerà qui subito dopo la fiera internazionale, che vedrà la presenza dei più grossi e dei maggiori, ma anche minori operatori turistici isolani. Vi verrà a confronto dei buyers internazionali che compreranno poi i nostri pacchetti turistici. Grazie Presidente. Grazie a lei.